Buonasera a tutti, visti TV, il tenore di oggi, di Tech 9 del suo mese di Lampada a due mizza e 26, a te scusare poi, ma non è assolutamente possibile di poter anche di Tenovas, a vario ritardo, scapo abito, arrivano agli studi e poi non vi su tempo su però dare qualche studio insomma e poi io trattata di che lo dare troppo tardi. Bene, cominciamo diretto dalla nocrata saria, la via riposata da voi, che ero libero, perfettamente libero, più o meno sono 30-31 gradi la temperatura massima, poi lui dimolo adesso Michele, adesso Zaravallo, ecco questa è un'altra fotografia e poi lo Zaravallo, sole preno tutte le vie, più o meno 31 gradi di temperatura massima. Casa, sabato invece abbiamo 33 gradi di temperatura massima e sole preno potto tu canta la via. Bene, andiamo adesso all'appuntamento. Domenica a 21, cioè Crasa, sul comitato Nostra Signora Sumeracolo leva 96, 86, 76 e se ne appetire possa esta di Sumeracolo 2026, esatto, generoso, chi sa esta, prodotto, mi raccomando, poi abbiamo altre questioni importanti addobio formativo organizzato dal suo coordinamento pedagogico territoriale per tutto il Babbo Romano l'addobbio este a comprire in Google Meet scansionando su QR presente in locandina, cioè in questa locandina battono un QR come io non l'ho vista però attaccata in altro loco, ma l'ho pubblicata. Basta di inquadrare questo QR e poi potete collegare. Coordinamento pedagogico territoriale, bambini e digitale, tra rischi e opportunità, seminario formativo per genitori di bambini della fascia da 0 a 6 anni, 26 giugno dalle 17 alle 18:30, a cura della dottoressa Silvia Laccarino. L'evento è gratuito, per partecipare è necessario scansionare il QR code il 26/06/2026 alle ore 17, cioè a cursora basta inquadrare questo QR code e voi scollegatesi a questa trasmissione, sul dibattito, insomma, che veste in Google Meet, diciamolo. Poi non riesco, magari si apre ora, non scolleghiamolo come TBC TV e lo potete ascoltare direttamente in BC TV. Andiamo da innanzi, dedicata a padre Ciriaco Bandino, una via in Sazitate de Caritiba in Brasile. Sino che Belvina poi l'articolo sul giornale, lui dimos ben che Belvina su Belmato, in un ben appunto questo signore, non è il sindaco di Caritiba, a Edata è narrata appunto che si dedicata una via. Però, a dire la verità, non si comprende se la via è in Caritiba oppure se in un altro luogo, ma meta probabilmente è in Caritiba in un paese iti meta connoto. Andiamo a una mutennanne che in via Galileo e Fontana degli Osso sono stato dimenticato su tutto, cioè praticamente batta tuppas e tupedas e non Zoriches e così via e tocca di andare a riservare e pulire la stessa cosa in via Mazzini, se vi vede come teste la situazione in via Mazzini, vi è stata una bella buona di coraggio e tocca di andare alla rimunire. Poi abbiamo che è stata perdita una collana che incatenata di oro bianco
Kim pendente de perla bianca. Non è proprio questa, la catenella ha pubblicato un esempio, ma chi è la sappata, una catenella simile, telefonate sul numero 320 822 30 90 6. Oh, bene, andiamo da innanzi, abbiamo visto, questo già, Sant'Antonio Calcio, settore giovanile, giocano ad uno spizzino Bisticcheso, Bustiano Doneggio e Giovanni Castelli e chi ha vinto sul campionato e quindi onore e grazie a Isoso che puntano giù po' del sport. Bosamento chi oje Zapatu no, che non oje Zapatu 23, non questo dell'Ampatasa beste smorzu a donu a tutti os pastores bonu proe a tutti Zapatu 23 Zapatu 23 il 23 non è ste Zapatu oje tanto. Qui ti ho mandato Zapatu. Si è sbagliato, Zapatu oje quindi. Le lampade bestesa il morso a dono in su Silleri de Donex, e cioè crasa praticamente. Quindi è sbagliato, devo correggere, este Zapatu 20, Zapatu 20, Zapatu 20, è sbagliato, va bene, correggiamo. Poi andiamo all'autunno in Barbagia, questa c'è l'unione cangiato e bene, intanto la scortese che poi a bere la via di cortes aperta là. E questa storia di che 9 este in romanzesu, conferenze e osservazione del cielo con i telescopi a cura dell'Associazione Astronomica Nuorese. Evento realizzato con il contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora. Programma ore 20, conferenza Il solstizio di Romanzesu, ore 21, osservazione dai telescopi, racconti, trametti e astronomia. Ingresso libero, per prenotazioni telefonare 333 373, insomma, a 32 unici 346 oppure 373 23 71 759. Entriamo sulla prima pagina del suo giornale, Regione, date a noi la gestione della continuità marittima. L'assessore già ha chiesto lo stop al bando, pronti a disegnare un nostro modello. La Regione ha le idee chiare sul futuro della continuità marittima. L'assessore Barbara Manca chiede che venga assegnata alla Regione la gestione della continuità marittima. L'assessora fa capire che la Regione è pronta a proporre un suo modello. L'ordinanza del sindaco, vietato ammalarsi, ovviamente è una provocazione, Norbello, provvedimento provocazione del primo cittadino, non ci sono medici. A Norbello, vietato ammalarsi, lo stabilisce il sindaco Matteo Manca con una ordinanza. L'originale forma di denuncia del primo cittadino serve per far sapere a tutti che nei paesi del Gulcer non ci sono medici di base, al fine per i residenti, secondo il sindaco, non resta che l'obbligo di autoguarigione in caso di malattia per i residenti del territorio comunale. Una bella provocazione che non si ne può pruso. Maturità, ansia ed emozione per la prima prova scritta, il racconto dei ragazzi che affrontano l'esame. Parte il Festival di Tavolara che ora apre alla letteratura. La nuova estate, il cinema resta protagonista in Tavolara. Battono il piazzale in un bedonzano, appunto anche in questo festival del cinema, ma hanno pure la letteratura. Ormus riapre, petrolio in picchiata, la firma dell'intesa USA-Iran prevede altri 60 giorni di trattative, la rabbia di Trump per le critiche, te critica a perdito e sconfitto su tutti i fronti, quindi te deve con la critica, è sta andata male, boh.
maxi attacco ucraino su Mosca, pioggia di droni, la minaccia di Zelensky, se Kiev brucia, brucerete anche voi. E vabbè, qualcuno vi via cocca sa scuola Putin. Il caso, singolare ordinanza Norbello, obbligo di autoguarigione. La Mogiaisti telegiornale, operazione stadio, corrette le critiche. L'assessore canone aumentato. L'isola avvolta dalle fiamme. L'allarme a Samazzai, anziano ustionato. Entramos dentro del suo giornale e dimos las primas páginas. La prima pagina era nos era il nuovo caso di West Nile, però non comprendo, poi te la mappa a posto la prima pagina in un bosello del padre Carzedda, vediamo un po', poi ti ho posto la stress prima. E quindi tocca anche tornare a inviare, a te la scusare, ma vi mancano la pagina della provincia di Nuoro, quindi che la inviamo storia dai nuovo. Allora, la pagina della provincia di Nuoro. Un attimo che arrivano, a questo articolo viene su padre Bandera da miei in conca denare, ma si tratta del padre Bandino. Intanto andiamo a baita, si arrivano. Allerta anche a Bosa, dove il paziente ora era stato nei giorni scorsi era stato nei giorni scorsi a Bosa per lavoro, cioè praticamente non è stato a Bosa, si è beccato la febbre West Nilo. Nessun medico a Norbello, singolare ordinanza del comune, l'ordinanza firmata dal riconfermato sindaco di Norbello Matteo Manca, come si legge dal documento, ha natura provocatoria e simbolica, ma l'effetto è stato immediato, di accendere l'attenzione sulla mancanza del medico di famiglia del paese. In pratica il primo cittadino impone ai norbellesi l'obbligo di autoguarigione in caso di malattia, una misura estrema nata per denunciare l'insanabile contraddizione tra il diritto alla salute garantito dalla Costituzione e assenza di servizi sanitari territoriali essenziali. Il testo dell'ordinanza è volutamente paradossale. Tutti i cittadini residenti nel comune di Norbello che dovessero ammalarsi sono tenuti a guarire autonomamente nel più breve tempo possibile. Una provocazione, ma vista veramente in pleno tale provocazione. Andiamo da innanzi su una giornata di fuoco, anziano ustionato mentre spegne il fuoco. Il pensionato di Samazzai trasferito d'urgenza in ospedale. Cioè, cominciando a tornare questa una delle 7 piaghe, cioè questa di fuoco che purtroppo in Sardegna è una cosa veramente da temere, un disastro biblico. Maturità, sardi delusi, non c'era deleggia. Ieri lo scritto di Italiano a Cagliari,
cioè l'italiano, a Cagliari pareri e discordi sui temi proposti. Tradizione confermata su tutti i fronti, con la notte prima degli esami trascorsa a cantare fuori dalle scuole le intramontabili venditi e le previsioni del Totto Traccia palesemente saltate. Si aspettavano, grazie a Deledda, l'intelligenza artificiale, D'Annunzio e gli 80 anni della Repubblica, ma il Ministero ha stracciato ogni pronostico per il primo scritto. Il tema che ha fatto partire ufficialmente la corsa alla maturità per oltre mezzo milione di studenti italiani è poco più di 12.000 in Sardegna, non è stato quello, cioè superata la sorpresa iniziale, ecco riuscire comunque sorridenti dai licei e gli istituti tecnici di Cagliari con il dizionario in mano e la mente già proiettata nella seconda prova di oggi, diversa in base all'indirizzo di studio. Insomma, però, quale il sistema? Non vado scritto manco quale è un sistema. Boh. Vabbè. Non si comprende quale è il sistema. Boh. Polemica per l'esclusione della scrittrice nuorese. Esseri uniti, oltre alle legittime differenze, questo è l'invito di Saragat nel discorso all'Assemblea Costituente. La meraviglia che rende aperti agli altri, scusate che non si lega bene, la meraviglia che rende aperti agli altri e curiosi di cui parla la giornalista tedesca Wende Usman in un articolo su Internazionale. E ancora la fatica con il libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, la traccia più scelta dai 537.000 maturanti. Ecco, questo sono il stemma. Lo stemma sono, allora, andiamo da innanzi, la meraviglia che rende aperti agli altri e curiosi di cui parla la giornalista tedesca Wende Usman in un articolo sull'Internazionale. Esatto questo, essere unici oltre le legittime differenze. Questo è l'invito di Saragat nel discorso dell'Assemblea Costituente. Vabbè, no, non vi comprendo nulla, lascio perdere. Non si scrive no, niente, non mi è arrivato, giornale, vabbè. Niente, prima cronaca di nuovo, non vi credete arrivare, ma non vi fatto anche nulla. Boh. Eppure no, che non è arrivato. E qua non arrivano. Vabbè, andiamo da innanzi. A Quirra non ci fu alcun disastro ambientale. Al processo civile la conclusione dell'avvocato dello Stato. I risultati delle analisi sono univoci. A Quirra non c'è alcun disastro ambientale, quindi Fiordalisi e così via hanno dato a vanvera. Cioè non va nulla, anzi, gli diamo a medaglia. Gli elementi sono gli stessi che si trovano in tutto il mondo e non sono superiori alle percentuali previste. E sul fronte delle micropolveri c'è una impossibilità scientifica che possano aver causato danni alla zona. E questa, in estrema sintesi, la conclusione che l'avvocato dello Stato Gian Domenico Tenaglia ha ribadito ieri mattina ai giudici della Corte d'Appello di Cagliari nel corso del processo di secondo grado, solo ai fini civili, agli 8 ex comandanti del poligono di Quirra, imputati di omissione di cautele che, secondo l'ipotesi dell'accusa, avrebbero provocato decine di morti, sospetti per gravi patologie legate alle sostanze sprigionate nelle esercitazioni all'interno della base d'addestramento. A chiedere che il ricorso delle parti civili fosse accolto, riconoscendo dunque un risarcimento ai militari e ai civili danneggiati dalle esercitazioni militari, è stato nelle scorse udienze il sostituto procuratore generale Andrea Massidda,
Dopo le soluzioni pronunciate dal Tribunale di Lanusei, la Procura non ha impugnato dunque sul fronte penale quelle sentenze e quindi sono da considerarsi definitive. Hanno invece presentato ricorso civile il Comitato Gettiamo le Basi e altre parti civili costituite ieri. L'Avvocatura dello Stato, a proposito dell'avvocato del Gettiamo le Basi, este Vizzicheso, Mele, a novembre parleranno gli altri difensori dei comandanti del poligono che si sono susseguiti dal 2004 al 2010, che naturalmente lo sanno boccare liberano dai donti penitenza. Io dico, se sono arrivato al provincia di Nuoro, non è arrivato, vabbè. Pazienza, lo leghiamo dopo dai suo cellulare. Norbello, l'ordinanza del sindaco, mancano i medici, vietato ammalarsi. SOS dai lavoratori delle campagne, allevatori sempre più vecchi. Serra, Coldiretti, la regione ripensi le politiche per i piccoli centri. Cioè veramente da ripensare. Manca il ricambio generazionale e le nostre campagne si spopolano. A denunciarlo Alessandro Serra, direttore della Coldiretti Nuoro Ogliastra. Protettori di territori, ecco come lo pastore lo corrono dai pastore a protettore dei territori. In effetti lo sono, ma insomma è proprio allo trasformare in bidello. Il dato evidente di questo fenomeno, dice, è l'aumento dell'età di agricoltori e allevatori. La media anagrafica si colloca tra i 50 e i 60 anni, come di recente ha evidenziato lo stesso assessore regionale dell'agricoltura, con un andamento che si avvicina sempre di più alla fascia più alta. Non ci sono ricette magiche, ma risposte pratiche nelle quali l'organizzazione di categoria vede la possibilità di iniziare a invertire la rotta. Servono politiche di incentivazione, dichiara Serra, anche perché siamo convinti che gli agricoltori e i pastori sono i veri protettori del territorio. Un passaggio quest'ultimo del direttore della Coldiretti, che tra l'altro si allaccia alla questione delle calamità ambientali, a iniziare da quella degli incendi, pericolo costante nelle terre abbandonate e incolte, e quindi ecco qui la presenza del suo pastore serviti a evitare questo disastro. Michela De Sì, pastora e imprenditrice agricola. Beh, già, è una cosa manna che non la chiamano allevatora, cioè tipo allevatora de crocchetta, de surroncrones o così via, e gli danno il titolo digno de pastora. Amo la vita nella natura, ma non è una favola. Ad Arbus si occupa dell'azienda da quando aveva 20 anni e continua a studiare. Il lavoro è diverso. Oggi bisogna stare al passo e abituarsi a cambiare organizzazione. Bene, andiamo da innanzi. RC Auto, prezzi continuano a salire. Ecco una cosa che purtroppo non rugate veramente che una è strale non sanno, cioè va a pagare assicurazione che poi a Savine noi che servono a mettere che solo in caso di danno metta mano, casi non può danno il minore sconveniti a se la spaccare dai Busacca. Nel 2025 il costo medio delle polizze raggiunge 432 euro all'anno, cioè più 3,5%. La corsa rallenta, ma la RC Auto continua a salire. Il prezzo medio della polizza si è attestato a 432 euro nel quarto trimestre del 2025, con un aumento annuo del 3,5%. Il dato emerge dalla relazione annuale dell'IVASS, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, secondo cui nel confronto europeo il prezzo medio più elevato della tariffa al netto delle tasse si riscontra in UK.
dove arriva a 450 euro, seguita dall'Italia, in Germania, è seguita in Italia a 320 euro, mentre in Spagna è 197 euro e in Francia 194 euro. E hai la differenza su mezzo, registrando i valori appunto più bassi. Andiamo a politica internazionale, una pioggia di droni su Mosca, brucerete voi come l'Ucraina. Saina è certo che la pazienza che la ghetta, la forza di mandare droni e missili a Kiev, come cominciano ad arrivare pure a Mosca. E beh, moscovita pure li deve avvisare che sono in guerra e non in una operazione speciale. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà. Questo è il messaggio di Volodymyr Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira nella notte tra mercoledì e giovedì dal più grande attacco degli ultimi 2 anni, con il lancio di 180 droni da parte delle forze ucraine. Bombardamenti che sono tornati a colpire e a scatenare un incendio per la seconda volta in 3 giorni nella principale raffineria di Mosca, a sud-est del centro città, ma anche un condominio e centri commerciali, secondo quanto denunciato dalle autorità locali. Ira russa, cioè sono arrabbiato sul russo. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha avvisato che tutto questo certo non favorisce un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e Zelensky, più volte chiesto da quest'ultimo per mettere fine al conflitto. Cioè Zelensky praticamente deve tornare a simbattere, che si ginocchiera, deve tornare però non deve perchiare. E il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha promesso che in risposta ai raid ucraini le forze russe continueranno gli attacchi di vasta portata su base regolare contro obiettivi che hanno un impatto diretto sulla capacità di combattimento delle forze armate dell'Ucraina, e cioè questo da andare contro l'assente, visto che l'assente ha che ne soldato e quindi poi sperde il suo soldato, bisogna disperdere l'assente. Secondo il ministro della difesa sono stati 555 i droni lanciati su tutta la Russia, il che fa dell'ultimo attacco il secondo per dimensione dall'inizio del conflitto. Tutti e 4 gli aeroporti internazionali di Mosca sono stati chiusi al traffico per ore, e tutto questo perché nella città di Kazan, 700 km ad est, Putin partecipava ad un vertice con gli 11 paesi dell'ASEAN interessati a mantenere i rapporti commerciali con la Russia, vista come un sicuro fornitore di energia. Dopo gli attacchi ucraini, grandi colonne di fumo nero si sono levate dalla raffineria della Gazprom, situata a Kapotinia, alla periferia di Mosca. E vabbè. Andiamo da innanzi, Hormuz riapre, greggio più giù 60 giorni per l'intesa. Greggio giù 60 giorni per l'intesa. Cioè riapre Teheran, chi riapre, canto pare però adotta sul sistema del pilotaggio, cioè come un test di supporto, il trasporto che per esempio le Olbia, la nave della Saturnia che sono in grado benissimo di muovere a Sasola, attaccare a supporto a Sasola, no, sono costrinte però a paccare sul pilotaggio, cioè è una cosa medievale che è restata praticamente tipo lo scamallo, no? Cioè bestia sul pilota che è andata in IE, che è una barchetta, gli è dato un voglio, alza, data l'istruzione, però la nave è già partita, è già camminando per conto suo, praticamente dei se non se ne fotte nessuno, ma è solo poi lì ha che spaccare una tangente. Insomma, stessa cosa este a essere in Hormuz, cioè le navi sono libere di partire, ma paccarne sul pilotaggio, cioè praticamente paccarne una tangente, come si pacca in Olbia, la tangente al suo pilota. Il presidente USA furioso per le critiche sull'accordo, al centro del confronto i 14 punti del memorandum. Dall'uranio alle tariffe marittime, i nodi della tregua, ecco qua, tariffe marittime. Siamo già ai danni,
Siglato l'accordo, ora la sfida per USA e Iran sarà preservare la tenuta del memorandum di Islamabad, sciogliendo i nodi più spinosi dell'intesa in 60 giorni. Ma è il presidente USA a definire non inderogabile la scadenza, ammettendo che potrebbe servire più tempo. E i punti critici non mancano, sono almeno 6. Al quinto punto del memorandum, l'Iran accetta di consentire il passaggio di petroliere e navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz, ma solo per i 60 giorni coperti dal termine dell'intesa. Successivamente l'obiettivo del regime è far pagare una tariffa di servizio alle imbarcazioni, come dichiarato dal presidente del Parlamento Ghali Baf. A gestire l'amministrazione dei servizi marittimi insieme all'Oman questo sarà un probabile punto di attrito con gli USA, ma figurati se rinunziano alla gallina dalle uova d'oro iraniano, che potete guadagnare in ari, praticamente Donzi Nave deve pagare 1 milione di euro, lo deve pagare. Pensate, poi sono pacco, quanto costa questo pilotaggio e quanto li sa rendere, che a nave sono mizzas e quindi sono mizzas di milioni di euro. Una cosa incredibile che hanno prima di questa guerra consumare i tabertu che batta a base internazionale, cioè noi stiamo chiesto un canale in un base territoriale si toccano a fare, noi il degai tra Oman e Iran. No, bisogna Sasabas internazionale. Bene, impone su pedaggio in Sasabas internazionale. Cosa da non credere. Una batosta polmana dei corso Trump non la poteva applicare. Come dimos sull'articolo che mancano, ci vedessimo da che arrivare e siamo da un attimo dopo vedere se sono arrivato, eccolo qua, vi sono e andiamo subito. No, non sono questo, sono un attimo. Ecco qua, Brasile, via intitolata a Padre Bandino. A quasi 5 anni dalla morte, la città brasiliana di Curitiba rinnova il legame con Padre Ciriaco Bandino e intitola una strada al missionario originario di Biti. La decisione adottata nei giorni scorsi dalla Camera Municipale riguarderà il Bairro Portao ed è il modo di rendere un omaggio postumo al sacerdote dell'Ordine degli Obiati di San Giuseppe, che per l'opera instancabile portata avanti nei 35 anni in cui ha guidato il Collegio Bagozzi, scuola diventata durante la sua gestione la più grande della città di Curitiba, con oltre 6.000 alunni, un servizio tanto prezioso da essere rimasto nel cuore dei brasiliani, così come Curitiba è sempre rimasta nel cuore del missionario. Per questo suo lungo e costruttivo impegno, Padre Bandino aveva già avuto la cittadinanza onoraria di Curitiba e anche dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. Padre Bandino ha trascorso gli ultimi anni a Nuoro come confessore nel Santuario delle Grazie. È morto l'11 ottobre 2021. Bene, che in questo terminiamo, ritengo vasa de hoy e nos damos appuntamento torna a classe.